Il sentimento che ho provato in queste 3 ore, lunghe 3 ore, è quello di una certa serenità, vedere le persone, anche perché appunto vedevo persone che da tanto tempo non incontravo, ho visto persone nuove che sembravano contente di esserci, quindi questo mi ha fatto molto piacere. So che appunto anche la Tenda TV, la stampa ha fatto un bel servizio in questi tempi per preparare. Come ho detto altre volte, io arrivo per imparare, davvero, perché non ho mai fatto il vescovo prima e so che ci sono tante persone con cui potrò imparare, preti, laici, religiosi, con cui devo un po' prendere il ritmo, è stato di prendere un po' il ritmo, un ritmo che c'è già, un ritmo che continuerà, vediamo come, ma in questo momento non ho né programmi pastorali né tanti discorsi da fare oltre a quelli che ho fatto. Come dicevo, è annunciare che Gesù è una buona notizia per tutti, e lo spero che lo sia anche nelle cose più semplici della vita, sapere che non siamo soli. Soprattutto vorrei un saluto a chi realmente non voleva e non poteva venire per motivi anche di salute, di malattia o di altri impedimenti. Come Chiesa di Vittorio Veneto sentiamo che questa è una presenza importante e io so che c'è attenzione da parte della comunità ecclesiale anche per situazioni di fatiche, di accoglienza di giovani donne che hanno figli, di persone anziane, quindi persone che si trovano in situazioni di marginalità. So che c'è questo, io dovrò imparare un po' alla volta anche qual è lo stile, ma la vicinanza c'è, il desiderio della vicinanza, poi come si tradurrà nel concreto, questo aspettate un po', sì, negli occhi, nelle mani, nel cuore, nell'incontro, ogni persona è una buona notizia. Poi, come dicevo, anche a volte in noi questa notizia buona è un po' coperta da fatiche, a volte anche da scelte sbagliate, ma andando appunto agli occhi, al cuore, alle mani si può trovare il bene che il Signore pone su tutti. Siamo sue creature, siamo suoi figli amati da Lui, e questo dovrebbe aiutarci anche a guardare a ogni altra persona sapendo, come ha detto anche il Patriarca, che è amata da Dio. Non è poco questo. Un desiderio grande che condivido con tanti, che sappiamo tutte le difficoltà. Io leggo i giornali come voi, quindi so che ci sono momenti in cui sembra che le cose si avvicinino a delle soluzioni, altri momenti in cui sembra tornare indietro, lo vediamo in questi giorni, però non venga meno il desiderio della pace, che è un desiderio da attuare nei rapporti interpersonali e forse anche nell'interiorità di ciascuno, perché se non c'è pace dentro poi i guai cominciano. Ecco, una cosa che vorrò vedere presto è il Museo della Vittoria, credo che sia la Vittoria della Pace, perché mi hanno detto che è un luogo splendido anche dal punto di vista museografico. Io ho mandato alla insegnante, non so, spero di vederlo presto con la scuola, perché mi ha accompagnato, lo sanno, mi ha accompagnato veramente in questi mesi questo disegno, ti aspettiamo. So che è sincero, perché i bambini di solito non dicono bugie, quindi l'ho apprezzato molto.